500 mi piace e ditemi qui sotto nei commenti la prossima sorpresa da fare a Roberta. E voglio, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, video epico. Bene sì ragazzi, oggi ho deciso di fare una sorpresa. E che sorpresa alla mia ragazza Roberta, o per alcuni Roberto. Avete visto sicuramente sul canale, se non l'avete visto recuperatelo, il primo video del format Mi diverto con Roberto. Ho portato la mia ragazza a cena in un noto ristorante qui a Napoli. Abbiamo assaggiato le loro prelibatezze e da lì che è partito questo nostro viaggio, questa nostra esperienza, questa nostra avventura qui su YouTube. Un'esperienza dove appunto voglio andare a condividere con voi tutte le nostre attività, tutte le cose belle che andremo a fare insieme. È arrivato quindi il secondo episodio e come secondo episodio non potevo scegliere, credo, di meglio. Porterò la mia ragazza in elicottero. Avete sentito bene ragazzi? Porterò Roberta in elicottero e attenzione, lei non sa assolutamente niente. È una sorpresa a tutti gli effetti. Veramente difficilissimo per me tenere il segreto per una settimana intera, che chiaramente dovevo organizzarmi sia con lei e sia con le persone che noleggiano l'elicottero, quindi ho dovuto tenere il segreto e quindi adesso la porterò in elicottero. Quindi spero innanzitutto le piaccia, spero vi piaccia come contenuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se ne volete di altri, di contenuti del genere, e soprattutto dove. Sbizzarritevi nei commenti che vi leggo. Chi commenta, bel cuore rosso come al solito. Quindi lasciate tantissimi mi piace per questo contenuto, iscrivetevi e attivate la campanellina ragazzi, è tutto gratis, mi fate un enorme piacere e voi non pagate nulla e mi supportate gratuitamente. Ragazzi, io direi di non perderci troppo in chiacchiere, non vedo l'ora. Sarà una sorpresa anche per me perché non ho mai fatto un'esperienza del genere, quindi venite con me e con Roberto. Mamma raga, che ansia che ho, un'ansia assurda, perché io già so dove stiamo andando, quindi ho paura di una reazione, non so quale reazione aspettarmi, però mi auguro che le possa piacere come esperienza, perché ragazzi vi dico la verità, quando ho pensato a questo format Mi diverto con Roberto, il primo pensiero che mi è venuto è proprio quello di far divertire lei, perché dovete sapere che starmi appresso in questa mia attività, in questo mio lavoro è molto complicato. Sto comunque H24 sempre connesso, sempre collegato, sempre alla ricerca di idee, la coinvolgo tantissimo e quindi stavolta l'ho voluta coinvolgere ancora di più facendo proprio un'esperienza, delle esperienze, delle attività con lei, e voglio che sia prima lei a divertirsi, cioè voglio regalarle delle esperienze che magari in passato non abbiamo vissuto. Non siamo mai andati in un elicottero, al massimo sono andato in un aereo, quindi speriamo bene, dai. Tra l'altro oggi raga una bellissima giornata di sole, spero possa mantenere il tempo in maniera tale che veramente questa esperienza non perde niente pure a livello proprio climatico. Sto aspettando Roberta che scende, ovviamente io ho detto 5 minuti fa di scendere ma non è ancora scesa e niente, aspettiamo e andiamo. Raga, eccola scesa, mamma mia l'ansia aumenta, speriamo bene. Ehi man. Ciao. Ciao. No, dove devi andare? Non lo so. Pronta? No. No? No. Vabbè, adesso che partiamo ne parliamo. Però la devi mantenere tu, devi essere tu la vlogger della giornata. Mamma mia, uè. Fammi vedere un po' che sai fare. Fammi vedere un attimo come sono gli occhiali. No, però dal basso anche. Senza occhiali, capito? Cioè devo mantenere tutto il tempo così? Sì, siamo pronti, si parte. Poi mi porti. Andiamo but. Gira, aspetta. A sinistra, là. Oh, ma a parte di Cirsi, che ti aspetti? Mamma, io non mi aspettavo proprio niente, cioè sono proprio No, ma qualche... Vabbè, queste cose che non mi piacciono a me perché mi mandi in tilt. Ma qualche idea? Cioè, non te la sei fatta qualche idea? Ti giuro no. Ma proprio zero. Ma proprio zero di zero, ancora che mi innervosisco ancora di più perché non so dove sto andando. Cioè non me lo immagino nemmeno, capito? Ma non ti aspetti niente proprio? Una minima cosa. E veramente non so. Perché a mangiare no, cioè, mo avevo mangiato. Quindi? Quindi mi porti a comprare una bella borsa. Quindi video di shopping. Shopping, barata. Vediamo. Ah, ma però sono parti importanti. Cioè, se mi vuoi regalare una Chanel, una Dior. Quindi ti piacerebbe un video dove ti porto a fare shopping? Sai che me l'hanno consigliato qualcuno? Nei box che di solito metto su Instagram hanno scritto fai 24 ore, Roberta usa la tua carta. Wow.
Wow. Ma dove Wow, si che da vede? gente. Wow, si vede però c'è una carta illimitata con me. Povero gabbiano. Infatti ragazzi non lo farò mai questo video. Mamma mia, ma quanto è aumentata la benzina? Infatti già questo che ti sto facendo c'è un mezzo regalo che sto chiedendo 20 minuti Ma di stai andando macchina. per te, mica stai andando per me. No, chi te l'ha detto che sta andando per me? Si sta andando invece per te? Se stai andando per me, bravo. Ciao Peppe. Ma qua lavoro. Sì. Ciao Peppe. Vedi, video portata con la fotocamera in mano. Sei una vlogger? Ti può piacere? Ti posso inserire? Certo. Ma questo video che stiamo facendo te l'hanno consigliato loro? No. Cioè io ancora no. Ma poi stiamo andando da una parte che insomma mi aiuti. Però qualcosa di bello, perché poi rimango delusa, capito? C'hai un'ansia positiva o un'ansia negativa? A parte, c'hai l'ansia oppure non dire niente? Cioè, io ti dico la verità, io ho l'ansia. Secondo me mi stai portando a sperdere. Cioè, ma io non lo so, mi stai facendo di l'ansia, amore, No, ma io vedo fare un attimo la strada. Non so assolutamente dove ci troviamo. 5 minuti. Però qua dice che sono arrivato. Ah, però stai a casa di una signora così. Non esco. Ma dice un minuto. Mica qua dentro. Penso di sì, vai. Ah, ma dove ti ho portato? Ah, mi ho portato a prendere una barca. Cioè qua ci sono tipo ci sono delle navi. Stiamo entrando in un cancello. Amo. Ma dove andiamo? Mi metto paura. Buonasera. Ma dove mi trovi? Sì, allora? Ragazzi, ecco l'aggeggio. Amo, ti porto a fare il giro in elicottero. Ma sei impazzito. Però dobbiamo fare. Tu vai prima col pilota e poi vado io. Ci dobbiamo andare separati, possibile? No, devi venire pure tu. No. Amo, hai capito dove ti porto? Ti porto in altissimo. No, amo no. No, amo, non vuoi andare, vai solo tu. Come non vuoi andare? Io ti ho portato a te. No, amo. Amo. Ti ho portato a te a fare il giro. Amo, perché ridi così? Perché secondo me ti diverti. Ma perché ti rifà? Non lo so. Mo vediamo, mo vado prima io. Vado prima io. Mi metto paura. Ma perché ridi così? Non parli più. Amo no, solo io. Dai. No. Vado prima io, vedi prima come faccio io. Dai, mi faccio il giro prima io. Non mai te lo fai mai tu. Raga, tra l'altro ci stanno anche quelli là più grandi, praticamente così. E poi c'è questo che è il 4 posti. Beh, solo tu. Se potevamo andare tutti e due insieme sì. No, andavo. Da sola no. Vabbè ragazzi, comunque adesso andrò Vai a fare tu. da solo io il giro. Che ti caghi sotto più di me. No, cioè io penso che è una cosa divertente. Magari vedi prima come faccio io. Sì, è adrenalinico, però una cosa è che lo devo fare da sola e una cosa è che lo faccio insieme a qualcun altro. Da sola no. Allora lo porto io. Sei scemo. Ci siamo. Non toccare questo, non toccare i pedali. Ok. I pedali sono parte dei comandi. Come quel tipo di freno a mano che c'è a sinistra. Ah, ok. Anche quello, non me lo devi impedire.
vengo? Grazie. Allora diciamo ai ragazzi che hanno guardato il video, spero che vi è piaciuta come esperienza. Dove che vi possono trovare? Ci trovate qui sulla base di Ottaviano a Via Lecci e basta solo chiamare e prendere un appuntamento. Poi siamo disponibili e flessibili con qualsiasi tipo di orario e di giorno. Quale tipo di elicottero avete? Abbiamo 2 elicotteri 2 posti e un elicottero 4 posti. Ragazzi, io ovviamente vi consiglio l'esperienza perché non l'avevo mai fatta ed è bellissima. Poi magari ve ne parlerò anche più tardi. Grazie mille per avermela fatta vivere questa esperienza. E niente ragazzi, la prossima volta ci provo a portare anche Roberta che è stata là tutto il tempo da sola. Peccato. Però non abbiate paura ragazzi, che non è niente. Anzi è bello stare ad alta quota così e vedere tutto dall'alto. Com'è stato? Ma bello. Sì. Però ti volevo portare. Ma non venivo con te. No. Allora, diciamo che tra le varie reazioni che mi ero immaginato c'era proprio questa. Una delle varie reazioni che mi ero immaginato. Ma non una reazione negativa. Però che comunque non saresti andata a fare il giro perché non c'ero io. La prossima volta se ce lo fanno fare insieme vengo, però insieme. No, sicuramente sarà bellissima come esperienza. Infatti la vorrei fare, però con qualcun altro. No, con me. Comunque ragazzi, non mancheranno altre esperienze del genere. Spero che il video vi sia piaciuto. E niente ragazzi, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao aiù. Ciao.